Allora, la nostra PPL nasce nel 2017, quando sono andato in pensione. Non abbiamo come PPL tradizione noi di famiglia di avere avuto tanti maiali, o i nonni mi hanno insegnato le varie cose, le tradizioni, i vari segreti per diciamo, lavorare la carne di maiale. Cosa è successo? È successo che nel 2016, ripeto, sono andato in pensione e la passione per questo tipo di insaccati e di trasformazione della carne mi piaceva e mi appassionava, e così ho cominciato piano piano diciamo, a lavorare un maiale, 2 maiali, poi siamo cresciuti e quest'anno ne abbiamo di più in pratica. Cosa vorrei dire? Allora, a differenza dei colleghi, diciamo, chiamiamoli così, che operano qua nel territorio, non ho, come ripeto, non ho avuto una tradizione che mi ha insegnato, non avevo il nonno, non avevo il papà, e quindi mi sono, come si può dire, fatto da solo. E la mia più grande responsabilità adesso che la sento è quella io di fare il nonno a tutti i miei figli e ai miei nipoti, quindi devo trasmettere questa sana passione, questa sana tradizione di avere in casa i maiali, lavorare i maiali, e vorremmo differenziarci da tutto il resto creando un prodotto nostro, e quest'anno abbiamo iniziato a fare la soppressa, noi la chiamiamo la soppressa qui boccon, nel senso che si mette all'interno dell'insaccato della pasta, diciamo, della soppressa, dei pezzi di carne interi, e quando si taglia si riesce a individuare e tagliare anche questi pezzi di carne, e quindi vorremmo creare questo prodotto nostro, unico da parte nostra, differenziarsi un po' da tutto il resto, insomma. In queste realtà di paese ognuno abbiamo, diciamo, il nostro, tra virgolette, spacciatore di prodotti di prima qualità, e come i salami, come l'olio, fortunatamente, che è un po' uno dei prodotti principe qui sulle colline di Maser, e a seconda della stagione cerchiamo di utilizzare il più possibile i prodotti che ci offrono le nostre colline e la nostra pianura, e quindi partiamo sempre dalle basi del nostro passato, guardando con un occhio al futuro. Adesso siamo nel periodo dove vengono macellati i maiali, quindi cerchiamo di usare il salame fresco, di riproporre le martondelle, di farle assaggiare, le martondelle che ormai sono scomparse. Qui fortunatamente ci sono parecchi PPE, piccole produzioni locali, che ci danno queste possibilità, ed è una tradizione importantissima da mantenere. Una fettina di salame alla griglia con sopra una fettina di pane abbrustolato magari è la cosa più buona del mondo, senza andare in cerca di fare cose. Le iperbole non servono, bisogna avere una buona base su tutto. Allora, noi siamo abituati all'accoglienza perché è il nostro settore primario, e abbiamo visto che non è tanto importante cosa troverà il visitatore, ma come lo vivrà. È la cosa secondo noi fondamentale. L'importante secondo me è fargli capire che noi siamo vignaioli e viviamo il vigneto e la cantina in prima persona e con passione. Allora, come degustazione ovviamente abbiamo i vini del nostro territorio, quindi dall'Asola Prosecco al Montello Rosso principalmente, però c'è anche tutto un contorno di aziende con cui collaboriamo, dai formaggi, dai salumi, la ghisola, questo dolce che sta vivendo un'epoca di successo adesso in questo momento, e quindi penso sia bello presentare un territorio al completo, anche se magari non abbiamo tutto noi, però collaborare porta vantaggi per tutti e per noi. Allora, camminando e passeggiando tra le colline di Maser sicuramente troveremo tantissimi olivi che purtroppo quest'anno non tutti hanno prodotto, perché c'è stata un'annata un po' particolare, prima il freddo
e poi comunque sempre questa temperatura che non era adatta ai fiori, quindi si sono seccati quando era il momento della fioritura e non hanno prodotto tante olive. Non abbiamo fatto trattamenti, abbiamo lasciato andare le olive perché ci teniamo alla natura come si trova, non vogliamo andare contro natura, quindi abbiamo lasciato che le olive, quelle poche rimaste, andassero senza fare altri trattamenti, perché comunque abbiamo da preservare anche la biodiversità. Abbiamo qui gli apiari del signor Bolzonello e quindi abbiamo preso questa strada, insomma. Quest'anno abbiamo avuto anche un'altra grossa perdita, anzi due. In un anno abbiamo perso i 2 pilastri fondamentali di quel che riguarda la coltura dell'olivo nella zona di Maser. Il nostro Franco Vettoretti e mio papà Vettoruzzo Remo, che anche lui ha contribuito assieme ad altri agricoltori a portare avanti questo bel progetto. Forse mi non ho fatto tanto caso perché sono nato qua e perciò mi sembra assurdo che la gente stia là ore a guardare una cosa che mi è una vita che vedo, ma comunque sì, anche perché in giorni particolari si vede il campanile di San Marco, qua si vedevano le navi crociera addirittura, si vede i colli Ugani, i colli Berici, gli Esolo, i fuochi, a Sera del Redentore si vede i fuochi, quasi sempre. Cioè, però ripeto, sono nato qua e non è che dai tanto peso a queste cose qua. Anche perché il Morer, su tutte le case, questo è un restauro di una casa colonica, e le case coloniche di una volta, tutte quante avevano il bacco da seta, la pianta di gelso davanti, perché avevano il bacco da seta, e il bacco da seta bisognava nutrirlo con il gelso, e il gelso anticipava le foglie invece degli altri posti, perché era più vicino a casa ed era più riparato dal freddo, anticipava di 3-4 giorni la foglia. Allora in questo modo era un modo di avere un giro più completo dei cosiddetti bacchi da seta o cavalier, come si chiamava qua, insomma. La mia PPL, che praticamente ho iniziato sempre per caso, ma sempre che la nostra produzione era familiare, come credo tutti quanti. E con l'arco degli anni, col passaparola, si vedeva che non bastavano mai i maiali, compra altri due, fa spazio, chiudiamo un po' la stalla che c'era di mucche prima, l'abbiamo trasformato un po' in stalla per maiali, e siamo arrivati fino a 16 maiali nell'arco degli anni, che sono 4 anni che abbiamo 16 maiali e li vendiamo tutti qua. Soppressa per soppressa o salame per salame, cotechino per cotechina, sempre a privati solo. Così è andata, così per caso, e per caso abbiamo fatto questa PPL che sono molto contento, per il modo di lavorare, per la pulizia, per lo stare insieme soprattutto, che è come quello di una volta. La PPL non ha cambiato niente, ci ha aiutato solo a lavorare. Se deve avere le caratteristiche della storia, ci sono sempre problemi, o nella forma o nel sapore, qualche difetto ce l'ha. Perfetto non può essere, perché non siamo industriali. Industriali è sempre uguale, non cambia sapore. Invece c'è il maiale diverso, c'è il modo di dar da mangiare diverso. Sono tante cose che alla fine chi gira, chi cambia, sente il sapore o lo vede, ecco, sia visivo che a livello di gusto. E questo deve avere dei difetti per me, la soppressa di una PPL, che è quella della storia, e credo che sia così, chi si ricorda bene com'era anticamente.